io pensavo, benedetto, Quale storia ascolteremo questa sera? una settimana. Sarà ciò che vogliamo sentire dalla Bibbia? Se dovessimo dire cos'è la Bibbia, essa è caratterizzata dalla narrazione di una lunga storia con dei temi che si ripetono più volte nel proprio sviluppo. Dopo gli eventi della creazione e della buona creazione di Dio, nei quali contesti i bisogni dell'uomo e della donna erano pienamente appaganti, in un certo senso c'era sia il pane quotidiano, in una nota preghiera, come anche poter dire Padre nostro. Infatti i bisogni materiali erano soddisfatti in una relazione spirituale. Ma lo scenario immediatamente cambia e si osservano dei repentini stati di tensione tra l'uomo, la creazione e Dio stesso che determinano la rottura di una armonia. Pertanto la Bibbia ha lo scopo di indirizzare i lettori ad individuare dei temi che richiedono un'attenta analisi. Cosa c'è di sbagliato in questa umanità? Prima domanda. Cosa ha fatto Dio per rimettere a posto ciò che è sbagliato? Infine, come questa storia, nel giungere alla sua fine, coinvolge uomini e donne in una nuova relazione con Dio. La Bibbia potrà ancora dire e tracciare una direzione per il futuro. La sfida per chi ci ascolterà anche questa sera è un invito a comprendere il senso delle cose che diremo. Con questa breve premessa vi diamo il benvenuto allo studio biblico del venerdì. Stiamo leggendo la lettera di Paolo ai Romani e analizzeremo una sezione del capitolo 3 che vogliamo leggere insieme. Che diremo dunque? Noi siamo forse superiori? No, affatto, perché abbiamo già dimostrato che tutti, giudei e greci, sono sottoposti al peccato, come è scritto. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode, sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue, rovina e calamità sono sul loro cammino e non conoscono la via della pace. Non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi. Or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Lui. Infatti, la legge dà soltanto la conoscenza del peccato. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Fin qui la parola del Signore questa sera, vogliamo pregare. Signore, questa sera siamo nella tua parola, siamo davanti a questa parola autorevole, credibile, vera, che tratta i bisogni dell'uomo con una certa destrezza e realtà. Pertanto di fronte ad essa, Signore, ci sentiamo anche disorientati, perché il nostro stile di vita è completamente diverso. Però nello stesso tempo possiamo trarre un vantaggio questa sera per comprendere qual è il piano di Dio
Qual è il tuo piano per questa umanità e per ciascuno di noi? E allora la prima cosa da fare è capire che cosa è accaduto, qual è la tensione che ci separa da te, ma nello stesso tempo anche raccogliere quella grazia, raccogliere quell'opera che tu hai fatto per l'umanità, per riconquistarla a te. Pertanto questa sera vogliamo inchinarci davanti alla tua parola, vogliamo sottometterci davanti alla tua parola, perché essa è la via, è la verità e la vita stessa. E questa vita noi, Signore, vogliamo trovare questa sera, una vita in te. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Si parla sempre di disuguaglianze, disparità che consentono agli esseri umani di sentirsi diversi gli uni dagli altri. Occasione per far scaturire pregiudizi, ingiustizie, potere, abusi, potrei dire, per rimanere nel contesto attuale, le disuguaglianze producono le guerre, con le parole e con le bombe. Paolo Apostolo presenterà nella narrazione una uguaglianza che caratterizza tutta l'umanità, quella di trovarsi nello stesso problema e condizione, che lo riconosca o no. Infatti, questa umanità è caratterizzata da una sentenza che Dio ha emesso nei nostri confronti, che ci rende tutti uguali, ovvero tutti peccatori, davanti a Lui. Un proverbio preso in prestito potrebbe essere questo: mal comune, mezzo gaudio. Lo abbiamo sentito più volte. È anche vero che si possa provare sollievo nell'affrontare situazioni problematiche in compagnia di altre persone, dividendo così il peso della difficoltà. Nello specifico i problemi e le avversità sembrano meno duri da sopportare se condivisi con altre persone, colpite dalla stessa criticità. Altro però è accogliere questa sera la sfida, quella di diventare consapevoli di una condanna, perché nel momento che ne giungiamo alla consapevolezza, alla piena comprensione che fa scaturire un bisogno, possiamo anche gustare le risoluzioni di Dio a questa spiacevole uguaglianza che ci caratterizza. Forse potrebbe essere un'occasione per distinguerci, non per dei meriti speciali, ma per un dono che si chiama grazia, per quello che Gesù ha compiuto alla croce. Vorresti uscire da questa universale uguaglianza? Potrei dire questa sera con questa domanda. Ti piacerebbe uscire da questa universale uguaglianza? La Bibbia è un libro vero che pone in evidenza le questioni, ma non lascia coloro che lo leggono in una corsia di emergenza autostradale. Infatti la Bibbia produce soccorso perché Dio ha tanto amato che ha dato il suo unigenito figlio. Allora rileggerei quel versetto 9 che introduce la riflessione di questa sera. Paolo dirà: che dire dunque? Noi siamo forse superiori? No, affatto, perché abbiamo già dimostrato che tutti, giudei e greci, sono sottoposti al peccato. Ecco come presenta Paolo l'universalità del peccato. Potrebbe essere questo il primo tema di questa sera. Vogliamo veramente interrogarci? Mettere nella nostra testa delle domande, porre delle domande a noi stessi. Intanto chi parla si identifica con lo stesso problema che ha davanti a Dio. Paolo ha qualcosa da dire prima a se stesso. Prima di parlare agli altri è opportuno parlare a se stessi. Non sta facendo il moralizzatore, non si distacca da quella universalità del peccato che caratterizza tutti gli uomini facendone anche lui parte. Piuttosto diventa partecipe delle stesse osservazioni che farà in riguardo all'umanità, compresa la sua. Il noi-voi, quante volte nella nostra comunicazione c'è il noi-voi, questo distinguo.
Il noi voi che di solito si evidenzia nelle nostre comunicazioni, ci consente di distinguerci dagli altri e a nostro avviso ritenerci anche migliori degli altri, privandoci di un'assunzione di responsabilità. Altro è pronunciare il noi, che l'Apostolo farà. Ecco un primo approccio positivo alla comunicazione che osserviamo dall'Apostolo, potendo rileggere quel versetto un'altra volta con due domande ed un'affermazione. Che dire dunque? Noi siamo forse superiori? Chiaramente Paolo risponde no affatto. Una volta detto questo, cosa fa? Prende un salmo e comunica qualcosa che è già conosciuto, esplorato agli ebrei, che si potessero sentire meritevoli delle attenzioni di Dio e del suo perdono, distinguendosi da altri popoli. Oppure a quei moralizzatori di turno che conoscevano la legge e rivendicavano la loro osservanza. Infine parlare ad un interlocutore gentile, ovvero non ebreo, forse ad uno sconosciuto che in quella chiesa di Roma si sarebbe presentato per caso. Uso questo termine improprio per darci l'idea. Per ascoltare la lettura di una lettera di un certo Paolo apostolo che scriveva da Corinto. Perché Paolo ha scritto da Corinto questa lettera, nella primavera, in un periodo della primavera. Cosa avrebbe ascoltato quella mattina in chiesa, lo immagino così, questo sconosciuto? Avrebbe ascoltato quello che leggeremo adesso, versetti 10. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. Una sezione del Salmo 14 incastonata in una corrispondenza come la pietra in un anello. Perché? Come affrontare queste parole? Come digerirle? Eppure nelle nostre vite si intravede il bene, la possibilità anche di praticarlo. Parole dure che non avrei voluto ascoltare di domenica mattina o in un incontro infrasettimanale. Paolo sta descrivendo la nostra natura per lasciarci vedere solo in un secondo momento ciò che possiamo diventare per la grazia. L'idea è che l'uomo in generale è anche inconsapevole della propria condizione davanti a Dio. Non lo cerca, non si pone neanche delle domande sul senso della vita e di come essa è in relazione non solo agli altri, ma soprattutto a Dio. Anzi, è una vita protesa alla realizzazione di sé, di se stessi. Eppure la sua vita è caratterizzata da bisogni che sono inderogabili, indispensabili. Cos'è un bisogno? È una necessità non negoziabile. A differenza delle aspettative, che consistono nel pensare come l'altro soddisferà i nostri bisogni, altro è entrare nell'area dei bisogni. Ecco, questa slide che vedete è come descriverebbe lo psicologo di nome Maslow la vita umana. Una vita che ha dei bisogni e che devono essere soddisfatti. Partendo dalla base di questa piramide, possiamo classificarli nel seguente modo: bisogno del mantenimento della vita. Qui c'è la fame, c'è la sete, c'è la sopravvivenza, la sessualità, il riposo. Una volta realizzati questi bisogni essenziali della vita, fisiologici, si incomincia a salire la piramide per cercare e soddisfare altri bisogni che costruiscono la nostra esistenza. Bisogno di protezione e sicurezza, quindi sentirsi e dare sicurezza. Bisogno di amore, di appartenenza, terzo livello, essere amati, ascoltati, compresi, stima degli altri,
far parte di un gruppo, avere uno status. Saliamo ancora di livello, bisogno di stima di sé, la percezione della nostra utilità, valore, autonomia, conservare l'identità. Infine, bisogno di realizzazione di sé. Si entra nel campo dell'esplorazione, della conoscenza, creare, risolvere problemi complessi. Così, partendo dal primo, che è alla base, e andando verso l'ultimo, che è all'apice della piramide, si intravede una certa gerarchia, partendo dai bisogni inferiori e si va a costruire quelli superiori. Partendo dal basso sono i bisogni fisiologici, poi sociali, affetto, essere accettati, riconosciuti, si va all'autostima per arrivare alla realizzazione di sé. Questa è la vita che si vuole realizzare. Ma con chi si vuole realizzare questa vita? Dove è Dio? In questi bisogni indispensabili al nostro funzionamento non si intravedono i segni di una spiritualità, di una relazione con Dio. Pertanto la sfida è impegnare tutta una vita, con i propri sforzi, ogni giorno a scalare questa piramide per raggiungere quella piena soddisfazione di sé che potrebbe ancora non arrivare per una serie di fattori che andremo ad analizzare in una sede separata. Come coniugare questi bisogni ai quali non dobbiamo rinunciare con una relazione con Dio? Risponderemo più avanti. Ora, per essere più incisivo, l'Apostolo aggiunge delle azioni. Quindi si passa da uno stato di indifferenza dei comportamenti, tutti concentrati in una zona del nostro corpo, chissà perché, la gola, la lingua, le labbra, tutto localizzato in pochi centimetri del nostro corpo. Le chiameremo parole improprie. Versetti 13 e 14. La loro gola è un sepolcro aperto. Con le loro lingue hanno tramato frode. Sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. Paolo colpisce l'area della parola, del pronunciare parole che feriscono, che uccidono il prossimo, perché sicuramente tutti indistintamente abbiamo emesso delle parole sbagliate. È un modo per evitare che qualcuno possa dire io non sono colpevole e quindi sottrarsi da un discorso che non lo avrebbe riguardato. E mi sono chiesto cosa vedono i miei occhi se dovessero essere davanti a un sepolcro aperto e soprattutto come il mio olfatto sarà coinvolto in uno sgradito odore. Mi sono chiesto quante volte il nostro linguaggio, il nostro parlare è proteso ad abusare degli altri o forse proteso a manipolarli. Mi sono chiesto quante volte la mia bocca sia stata piena di amarezza e di maledizione. Paolo sta cercando di suscitare un interesse alla ricerca di un bisogno che manca nella piramide dei bisogni. Uno dei problemi più grandi rimane quello di una consapevolezza di essere delle persone che sono a posto con il prossimo e con Dio. Altre invece non sono solo, in un certo senso, sono solo attente a scalare quella piramide, interessate solo a quello, che Dio ci sia o non ci sia, è la stessa cosa. Quello che conta è una piena realizzazione di sé. Questo stato di disinteresse o di sufficienza ci allontana da una ricerca e ci lascia in una universale condizione che si chiama peccato. Ecco perché Paolo deve trattare questo tema. Parole che feriscono. Potrebbe essere la sezione che abbiamo appena letto, ma ci sono anche dei fatti, degli atti che siamo in grado di compiere. Paolo sposta l'osservazione dalla testa e dove va? Va ai piedi. Versetti 15 a 17, questa volta non prende il Salmo 14, prende da Isaia 59 e incastona un'altra pietra in questo anello. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue. Rovina e calamità sono sul loro cammino e non conoscono la via della pace.
mi sono chiesto, nel clima di questi giorni, nei quali siamo protagonisti di una guerra in Europa che impera vicina a noi da più di 2 mesi, quanto sia vero che la mancanza di una relazione con Dio produca la guerra delle parole che procede dalla bocca, come anche una guerra dei fatti, delle azioni, perché siamo privi di una pace interiore e incapaci di generare pace intorno a noi. Le parole e gli atti, la gola, la lingua e le labbra muovono anche i piedi e si fa del male. Eppure abbiamo dei bisogni che sono indispensabili alla nostra esistenza, come abbiamo visto prima. Per quale motivo? Per un semplice motivo, ma fondamentale. Versetto 18. Non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi. Bene, Paolo sta dicendo che questi bisogni non negoziabili devono essere interessati da una relazione con Dio. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. La via, la verità e la vita. Noi pensiamo alla vita, la piramide dei bisogni ce lo ricorda, ma non conosciamo che Gesù vuol far parte di questa nostra vita. Prima che ciò accada deve indicarci la via, il percorso, dirci la verità delle cose, e una di queste cose è che siamo nel bisogno di ricevere la vita, nonostante pensiamo, ci illudiamo di averla e poterla gestire. La verità è che non possiamo costruire questa piramide senza sperimentare una relazione con Dio che riforma ogni area di questi bisogni. Vogliamo provare a realizzare un altro modo nel quale questa piramide possa funzionare? Se Gesù è la via, la verità e la vita, allora la ricerca di valore, la vita stessa sono il risultato desiderato che gli individui cercano di ottenere soddisfacendo i propri bisogni. Ho fatto la mia vita. Quante volte abbiamo sentito questa frase da persone anche avanti con gli anni? Ho fatto la mia vita. Farei le stesse scelte. Qualcuno invece dice: non farei quell'errore, non farei quella cosa. Però comunque narrano quella vita, la raccontano quella vita, la discutono quella vita. È una vita che si costruisce e si alimenta nel percorso dei bisogni, partendo da quelli fisiologici per andare nella realizzazione di sé. Sono i bisogni più elevati, ma Dio non c'è. Realizzo la vita se arrivo a costruire quella piramide, la piramide dei bisogni. Ecco un nuovo schema che può invece aiutarci. Cosa troviamo in questo schema di novità? Troviamo che dobbiamo cercare qualcosa. Cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia. O si costruisce la vita basandoci su quella piramide che abbiamo visto, ovvero soddisfare prima i nostri bisogni fisiologici, da cui parte il percorso della vita che costruisce noi stessi, o si cerca altro, cercando prima il regno e la giustizia di Dio. La vita che abbiamo ha bisogno di una nuova vita donata. L'elemento è che tutte le altre cose sono date in più, perciò Dio non ci toglie mai nulla, ci lascia le cose che abbiamo, piuttosto aggiunge qualcosa. Dio le dona ugualmente, ma non sono fondanti per la vita stessa. È quello che ci sta dicendo. Non vivere per quelle cose, ma usufruisci di quelle cose come qualcosa che ti viene dato in più. La vita umana ha senso se Gesù dona qualcosa di sé a noi. Romani 3, 21, 24. E Paolo arriva a chiudere, a definire questo cambiamento di vita. E lui dice così: ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione.
Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente. Ecco la vita, la nuova vita. Sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Rimettiamo quella slide di prima, quella precedente. Mi sono chiesto, ma la fede in Dio ci priva di qualcosa o ci dona altro che non cerchiamo e desideriamo? Ma la fede dove si colloca? O dove ci colloca? In una stanza delle privazioni, delle rinunce, della solitudine? C'è sempre un concetto che proviene dalla cultura greca del passato, che scinde i bisogni umani dalla spiritualità. La vita, quella che viviamo ogni giorno, viene da Dio. Così l'appagamento non è nello scalare la piramide, quanto ricevere un dono, ricevere il perdono di Dio, essere accettati, accolti, amati, ricevere quella giustizia di Cristo che ci lascia entrare in una nuova relazione con Dio, direi eterna, e non solo legata a ciò che si possa realizzare in una vita. 60, 70, 80, qualcuno 90. Qui stiamo mettendo il rapporto tra 90 anni e l'eternità. Abbiamo bisogno del bisogno più grande. Avere la giustizia di Dio che ci viene donata attraverso la fede in Gesù Cristo. È l'unico modo per risolvere e che ha risolto nell'universalità del peccato, in modo tale che invece di concentrarci solo sui nostri bisogni, che non sono negati da Dio, come vediamo in questa immagine, si comprenda invece che abbiamo il bisogno più grande, quello di avere una relazione autentica, vera con Dio, e Gesù ce lo insegna proprio nel Padre nostro. E scommetto che anche i più scettici, anche questa sera, i meno religiosi conoscono questa preghiera. È Gesù che ci dice qualcosa in merito ai nostri bisogni. Nella contemplazione ci sono delle cose che appartengono a Dio, il nome, il regno, la volontà. Ricorderemo qualcosa? Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Poi ci sono le cose che appartengono a noi, quelle sono tutte nostre. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e non rimettici, scusate, i debiti, e non so quelli della banca, forse ci sono pure quelli. Però, vedete, Gesù distingue, ma non annulla i nostri bisogni. Li definisce, ma non li annulla. Distingue perché le cose che riguardano Dio lo identificano, il nome, il regno, la volontà. Mentre il pane e i debiti, rimetti i nostri debiti, sono la nostra richiesta a Lui, ciò che identifica noi. La fede in Dio aggiunge, o continuiamo a pensare nel nostro immaginario che ci toglie qualcosa? Spesso si pensa alla religione come una privazione. Non è così. La fede è una riqualificazione di quella relazione che avevamo nel giardino. E lì non mancava nulla. Questa è la fede. Questo è conoscere Dio. E rientrare per il momento virtualmente in quel giardino. E vi posso garantire che c'era tutta la frutta e tutto quello che era necessario. È abbondante. Andiamo alla terza immagine. Adesso mettiamo insieme le idee, cercando di un po'... Puoi spostare quell'immagine sulla sinistra, così leggiamo poi anche quelle parole. Non so se si può fare. L'immagine, la mia immagine, così possiamo vedere un po'. Eccolo qua, grazie regia per il vostro prezioso lavoro. Immaginate che quello che è scritto sulla vostra destra sia una piramide rovesciata. Cioè, mentre vedete la piramide che va dalla parte più larga verso la punta, in alto a sinistra, le parole partono proprio dalla base di questa piramide e man mano che scendiamo andiamo verso la punta della piramide. Immaginatela così.
Qual è la differenza? La differenza è in una compagnia, quella di Dio che costruisce i nostri bisogni ridefinendoli non a noi stessi, prettamente legati a noi stessi, ma nella sua presenza. Cosa significa darci oggi il nostro pane quotidiano? Forse una cura ed un interesse agli interessi, ai bisogni fisiologici, riguardano il riposo, il sesso in una giusta collocazione nel matrimonio. Anche la sessualità è fisiologica, è necessaria, non è distorta. La distorsione la provochiamo noi. Riposo, sessualità, mangiare e bere non sono proprio quelli che troviamo alla base di quella piramide di Maslow? Poi abbiamo visto i bisogni di sicurezza, secondo livello. Allora non sarebbe meglio camminare nella volontà di Dio che ci offre sicurezza? Poi salendo la piramide costruiamo i nostri bisogni sociali, quelli di essere accolti, accettati. Non dice forse la parola che siamo stati accolti nella famiglia di Dio? Anche i nostri bisogni sociali sono forniti in relazione a Dio. Vogliamo salire la piramide parlando del bisogno di autostima, che ne abbiamo bisogno tutti, sentirsi bene con se stessi, accettati. Come siamo messi con questo bisogno? Siamo accettati da Dio per mezzo della redenzione della croce. È Cristo che ci definisce. Abbiamo il diritto di diventare Suoi figli, Vangelo di Giovanni, come anche essere accolti da un Padre nostro, per chi crede. Finalmente siamo arrivati all'apice della piramide, come anche alla conclusione di questa riflessione che ha come argomento l'universalità del peccato e del bisogno che abbiamo di essere accolti da Dio. È il livello più alto della piramide, è la realizzazione di se stessi. Abbiamo uno scopo e una vocazione. In Cristo però. La vocazione è quella di credere e venire a Dio. La realizzazione è rispondere alla chiamata di Dio. Qui subentrano altri fattori di realizzazione, servire Dio in modo specifico, con la nostra personalità, i talenti, i doni, le risorse. Perciò l'impegno nella Chiesa, anche questa sera, voglio dirlo ai nostri ragazzi, state alimentando la punta di quella piramide. Alimentare il vertice di quella piramide, il servizio che rendiamo al prossimo, la missione. Invece di lasciarci nel bisogno, Dio riempie i nostri bisogni. Invece di vivere con un'ansia da prestazione, protesa ad attirare anche le attenzioni degli altri in certe circostanze, Dio ci invita a far parte del suo regno perché ci ha lasciato comprendere il suo perdono. Per quale motivo? Perché sta scritto. E cosa sta scritto? Dobbiamo ritornare alle prime parole di questo testo che abbiamo letto, versetto 10. Come è scritto, non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, non neppure uno. Se ti basta scalare quella piramide, questa non è vita. Perché la vita è data da Gesù che è la via, la verità e la vita. La conoscenza dell'universalità del peccato che ci rende separati da Dio e morti spiritualmente si rende necessaria per attivare una ricerca seria sul senso della vita affinché i nostri bisogni siano grandemente appaganti nella presenza e con la partecipazione di un Padre nostro che sa e conosce ciò che abbiamo veramente di bisogno. Vi auguriamo una buona serata nelle benedizioni del Signore.